bene e male. Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema. Movie Time con Vincent. Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Segno i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Bentrovati a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici di Radio Libertà. Siamo a un'altra puntata di Auto da Fè. Quest'oggi è il nostro graditissimo ospite il professore Luigi Marco Bassani, che è in collegamento con noi, che saluto e che ringrazio per la sua disponibilità. Buonasera, grazie a voi. Faccio una brevissima introduzione biografica. Professore con licenza di correzione immediata da parte sua, ovviamente. Nasce a Hinsdale, in Illinois, negli Stati Uniti nel 63, si laurea con lode in scienze politiche all'Università di Pisa nell'89, studia e lavora presso l'Università di Boston, poi al Politecnico di Sheffield nel Regno Unito, all'Institute of Governmental Studies dell'Università di Berkeley. In Italia si occupa in particolare di federalismo. Profondo conoscitore della storia delle dottrine delle istituzioni politiche statunitensi, della teoria e prassi del federalismo, lavora anche con il professor Gianfranco Miglio, con Alessandro Vitale e William Stewart, cura un dizionario enciclopedico sui temi della teoria federale, i concetti del federalismo, pubblicato nella mitica, mi viene da dire perché l'ho studiata anch'io all'università, collana Arcana Imperi, curata dal professor Miglio per l'editore Giuffre. Era molto bella. Dal 98 ha lavorato per la cattedra di storia delle dottrine politiche dell'Università degli Studi di Milano, diventando professore ordinario. Il 14 maggio del 21 il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano delibera la sua sospensione per il periodo di un mese, con, credo, congelamento anche dello stipendio, dopo che una commissione disciplinare interna si è occupata del fatto che nel mese di novembre 2020 lei, professor Bassani, aveva condiviso sul suo profilo personale L'ho fatta grossa. L'ha fatta grossa perché ha condiviso sul suo profilo personale di Facebook, esatto, un meme, una vignetta, diciamo, in lingua inglese, dal contenuto ritenuto sessista dai woke di tutto il mondo, riguardante la vicepresidente degli Stati Uniti d'America, in quel momento neoeletta Kamala Harris. La vignetta, ha scritto il professor Carlo Lottieri sul giornale, ironizzava sulle vicende personali dell'attuale vicepresidentessa degli Stati Uniti, Kamala Harris, di cui fu ricordato che all'età di 29 anni era stata l'amante del sindaco di San Francisco, che di anni ne aveva 60. I fatti, ha scritto Lottieri, sono ben noti a quanti hanno dimestichezza con la politica statunitense. Per giunta, il professor Bassani non è solo uno studioso di cultura americana, eppure cittadino statunitense. Quelle vicende riguardano il suo paese. Come conseguenza di tutto questo, lei ha lasciato l'Università Statale di Milano e insegna storia delle dottrine politiche all'Università Telematica Pegaso, che immagino sia molto più libera della Statale di Milano. Non mi controllano, non vengono a controllare social oppure discussioni di varia natura per ora, non lo so, quindi no, me lo auguro. Voglio anche citare un suo ultimo libro insieme ad Andrea Zeni e al professor Carlo Lottieri, di cui parlavo poco fa,
a scuola di declino, la mentalità anticapitalista nei manuali scolastici, pubblicato dal pregevolissimo editore di Macerata, Liberi Libri. Qui si parla di scuola, dove si insegna la storia degli avvenimenti politici ed economici da una prospettiva, voi scrivete, sostanzialmente marxista, terzomondista e ecologista, a dispetto dei disastri prodotti dai regimi che si sono ispirati a questi principi. Si continua a insegnare ai giovani con libri di testo che contengono, che anzi partono e diffondono questo milieu culturale. Un tema estremamente interessante, del quale probabilmente non parliamo oggi, perché però le lascio subito la parola su questo punto, perché la questione, diciamo così, della cultura dominante anche in chiave accademica, lei la conosce benissimo, ovviamente, l'ha sperimentata sulla sua pelle, quello che è il correttismo, che da ultimo si è manifestato nella cultura woke, ma insomma è tutto mi sembra di poter dire un continuum, no? Ma sì, naturalmente questi sono stati anni molto particolari, secondo me li ricorderemo a lungo, se ne parlerà dal periodo del Covid in poi. Si può dire, io sono convinto che con il Covid siano cadute proprio le ultimissime vestigia di liberalismo classico all'interno di gran parte degli stati occidentali. È riuscito qualche stato americano a mantenere, qualche stato americano fra i vari stati degli Stati Uniti, a mantenere il sangue freddo. Ad esempio il Sud Dakota non ha fatto un giorno di lockdown, la Svezia incredibilmente che ha avuto poi una performance ottima rispetto agli altri paesi, non c'è dubbio, però non ce lo vogliono raccontare e così via. Ma al di là di questo, diciamo, si è partiti con quella che è stata autentici arresti domiciliari per un'intera nazione, dall'Italia. L'Italia è stato il primo paese, ha dato il là, come col fascismo, no? Come la marcia su Roma, lo scrive Goebbels nel diario, dice, la marcia su Roma ci ha fatto capire che il vecchio mondo era finito e potevamo fare qualunque cosa. E l'Italia nel febbraio-marzo del 2020 ha creato tutto questo. Nel frattempo, successivamente, l'anno dopo si sono svolte le elezioni americane, alcuni dubitano ancora che fossero correttissime, ma in ogni caso queste elezioni americane hanno messo al potere il Partito Democratico Mondiale, che ormai il centro di tutte queste cose ormai è proprio il Partito Democratico Americano, che poi tutti gli altri seguono. E noi abbiamo vissuto veramente i 4 anni più incredibilmente woke della nostra storia. Secondo me è finito tutto. Io sono assolutamente convinto che quello che sia accaduto è la Stalingrado della sinistra. Cioè può andare come è stata la Stalingrado per il nazismo, può andare avanti ancora 1 anno o 2, ma faranno battaglie di retroguardia. Potrete dire che gli uomini non possono partorire, potrete anche dire praticamente tutto quello che volete, alcuni potranno anche dire francamente di non essere favorevoli alle adozioni di bambini da parte di coppie omosessuali. Si potrà discutere. Non sto dicendo va bene o va male, sto dicendo certe cose che adesso erano chiuse completamente alla discussione, dovevano diventare totalmente asetiche, perché è questo l'idea del politicamente corretto. Su tutta una serie di questioni non si può riflettere, non si può discutere, la discussione è già finita. Quindi invece no, secondo me tranquillamente si potrà discutere. Oltretutto all'interno di tutta questa cultura woke folle, tutto ciò che era privato aveva carattere politico, sembrava una sorta di maoismo. Mao diceva che non esiste il privato, che è tutto politico, ma lui intendeva qualcos'altro, non certo le preferenze sessuali che dovevano diventare politiche o cose di questo tipo, no? Però tutta una serie di questioni che sono autenticamente private, anche io rispetto tutti coloro i quali stanno facendo una transizione di sesso, credo sia una cosa complicatissima e così via, e se me lo chiedono con cortesia io uso i pronomi che vogliono loro. Se me lo vuole imporre attraverso la forza dello Stato e la galera, mi spiace, assolutamente. Ecco, professor Bassani, lei in una recente interessante intervista ad Alessandra Ricciardi per il quotidiano Italia Oggi ha definito, a proposito di fine di un certo periodo, di una certa epoca, la vittoria di Trump come il più grande cambiamento, se non sbaglio, della storia dal crollo del muro di Berlino. Che cosa la induce a fare questa osservazione, a essere convinto di questo, professore? Io ne sono assolutamente convinto. Intanto, ovviamente, come credo sappiate tutti, cioè, l'America non è solo il centro del mondo, l'America è il mondo.
Tutto ciò che non accade in America non ha alcuna rilevanza ha una rilevanza solo locale naturalmente, ma non può avere una rilevanza nel mondo. Lì, nel cuore del paese che è l'Occidente tout court e che domina economicamente, militarmente e politicamente il mondo, è accaduto qualcosa di assolutamente incredibile, è accaduto una rimonta, un ritorno, di una persona che hanno fatto di tutto per distruggere, ed è tornato con dei principi chiarissimi, che ha detto libertà per tutti, libertà di parola, libertà di discussione. Elon Musk non ha detto io vi censuro a quelli di sinistra, loro hanno perso la testa perché dà la libertà a tutti. Io non ho mai visto delle reazioni così scomposte di fronte a una promessa di libera discussione. Pensi lei che negli anni 70 il Partito Democratico americano era assolutamente convinto che il problema del comunismo fosse la mancanza di free speech. Erano talmente anche poco realistici nella politica, ma in realtà quando tu concedi la libertà di parola poi tutto viene da sé. Quindi cosa voleva dire? Che sia i repubblicani, sia i democratici, sia quelli di destra, sia quelli di sinistra, in America come in Europa, erano d'accordo sul fatto che la più ampia libertà di discussione fosse in ogni caso auspicabile. In Italia c'era questa cosa che secondo me non dovevamo lasciargliela passare, che i fascisti non potevano parlare, però non essendo fascisti ci interessava poco. Invece abbiamo fatto male, perché è partito da lì un piccolo gruppo che non poteva dire una parola e poi si è allargato enormemente e chiunque parlava diversamente dalla sinistra diventava fascista. Se vogliamo leggere storicamente nel corso del Novecento, questa lezione l'ha impartita Goebbels in un'intervista famosissima. Prima di prendere il potere, Goebbels dice: ma se la Repubblica di Weimar è così stupida da lasciarci fare le elezioni, la prenderemo, ma sia chiaro, noi siamo come i lupi con gli agnelli. Ed era verissimo, era un autentico programma politico. Da allora hanno deciso che conviene essere totalmente intolleranti con gli intolleranti. Però il problema serio è: ma chi decide chi sono gli intolleranti? L'altra sera in televisione Cappellini mi chiedeva, anche cortesemente, è una persona gradevole, per carità, però diceva: ma tu vorresti un mondo in cui si può dire quello che si vuole, anche antisemitismo? Vorrei no, però sì, la libertà è sempre meglio. Tutte le cose, cioè nel diritto, ad esempio nel diritto penale, ci sono dei beni giuridici fondamentali, allora uno li mette in contrasto uno con l'altro e la libertà deve vincere sempre. La libertà è il più grande bene, senza la libertà non esiste nulla. La libertà viene, a volte uomini, donne l'hanno difesa e l'hanno conquistata a prezzo della loro vita. E quindi o la libertà è il supremo fine politico, non della vita. Nella vita uno può avere il fine di suonare il violino, di imparare il giapponese o qualunque altra cosa nei piani di vita, ma dal punto di vista politico non può esistere altro fine che non sia la libertà umana. Professore, nel post elezioni americane ho visto qualche interpretazione da sinistra, da parte anche di giornalisti, commentatori di sinistra negli Stati Uniti, di questo tipo, basata sul potere mediatico. Oggi i media di destra sono quelli che hanno più potere dei media mainstream, no? Per media di destra si elencano Fox News, l'intera News Corporation, Newsmax, One American News Network, le reti di stazioni radio e TV e giornali Sinclair, iHeartMedia, Bot Radio Network, X di Elon Musk naturalmente, e grandi podcast come quello di Joe Rogan e altri. Sono questi che stabiliscono l'agenda delle notizie negli Stati Uniti, e lo dimostra per esempio la storia sui residenti di Haiti, di Springfield, che mangiano i cani e i gatti, no? Che è diventata un tormentone delle elezioni. E la Bibbia dello spettacolo, tutto schierato per i democratici, Variety, si è domandata: ma è possibile che un gruppo di disertori e di emarginati dei media tradizionali, guidato da Joe Rogan, Megyn Kelly e Tucker Carlson, abbia contribuito a far pendere la bilancia a favore della vittoria di Donald Trump su Kamala Harris, così infrangendo il paradigma del quarto potere tradizionalmente influente da parte dei democratici? Lei condivide questa analisi o no? La risposta è un macroscopico no, naturalmente, perché se i media avessero qualche rilievo nel far vincere, tutte le elezioni sarebbero sempre state vinte dai democratici. Il 70% di tutta la stampa e così via è democratica. Attenzione, Fox News ormai sta vincendo enormemente questa battaglia, ma
ha cominciato molti anni fa, e tutto sommato cosa ha fatto Fox News? Si è resa conto, dice, beh, però non tutti gli americani sono particolarmente di sinistra, woke e così via. Vediamo se riusciamo a intercettare quella metà degli americani che naturalmente non è di quell'avviso. E siccome c'è un unico network per guardare le notizie se non sei di sinistra, perché tutti gli altri sono di estrema sinistra, ha preso il 50% dell'audience. Quindi è un'operazione commerciale assolutamente geniale, ma che si basa su un fatto: non tutta la popolazione americana la pensa come Hollywood, come Tom Hanks e come la Whoopi Goldberg e la CBS e la CNN e così via. Quindi il punto è questo. D'altra parte c'è un dato fondamentale. Effettivamente nella vittoria del 2016 è stata una vittoria ovviamente anche un po' risicata, di fortuna, eccetera, contro, secondo me, la Clinton, che rimane una delle più scandalosamente corrotte politiche della storia dell'umanità. Però questa vittoria è una vittoria enorme, vittoria del voto popolare, landslide dal punto di vista degli stati, è presa allo stesso modo, cioè senza nessuno, ma improvvisamente cosa è successo? Elon Musk ha cominciato ad appoggiarlo. Attenzione, Elon Musk fino a 4 anni fa era nel campo democratico. Ci sono delle cose che quando uno tira troppo la corda, oltre un certo limite, la corda si spacca. E Elon Musk ha reagito proprio a questo. Elon Musk ha detto che gliel'ha giurata, che utilizzerà tutti i suoi centinaia di miliardi di dollari per distruggere questa cultura woke e dare la libertà a tutti. Perché? Perché gli hanno distrutto, secondo lui, la vita di un figlio che era un ragazzo in adolescenza un pochino, diciamo, con dei disturbi, una sorta di disforia sessuale, forse, eccetera, e loro l'hanno convinto che se non gli avessero bloccato improvvisamente la pubertà, non gli avessero fatto il cambiamento di sesso, si sarebbe suicidato. E Elon Musk ha detto: me l'hanno convinto, me l'hanno detto come fosse una questione scientifica, quando non lo era affatto, né lo è, e nessun medico lo può sostenere. Allora lui ha giurato, perché non ci crede la sinistra, che è nato da questo. 4 anni fa era dei loro, e adesso mette in discussione tutta una serie di cose. Gli piace vendere le macchine elettriche perché ci guadagna moltissimo, fa una serie di cose che indubbiamente dovrebbero piacere alla sinistra, ma ha smesso di essere dei loro. Ha cambiato completamente casacca e ha appoggiato. Attenzione, all'inizio appoggiava Ron DeSantis, ossia un conservatore più classico rispetto a Donald Trump. Poi ha appoggiato Donald Trump perché si è reso conto assolutamente che le battaglie di libertà assoluta di Donald Trump andavano. Ma l'avete visto i discorsi di Trump subito dopo la vittoria? Ha detto che farà causa a tutte le università che sono andate contro i principi della libertà di parola negli Stati Uniti, prenderà i soldi e farà una università online gratis per tutti gli americani con tutti i soldi che guadagnerà. Effettivamente in America, forse molti non lo sanno, ma esistono i tribunali, e i tribunali non di rado danno ragione ai professori. Il mio caso sarebbe potuto accadere in America, ma io me ne sarei andato con 3 milioni e mezzo di dollari, forse 5, dipende dall'avvocato che riuscivo a prendere. Quindi, il sistema giudiziario americano è un po' diverso dal nostro, diciamo, anche i giudici. Dal nostro, anche perché i giudici vengono eletti, non sono dei personaggi che vincono un concorso pubblico di giurisprudenza, vengono eletti dal popolo, quindi una magistratura elettiva. Pensi lei che durante il Risorgimento, ad esempio un momento classico del Risorgimento italiano, che è stato quello della Repubblica Romana, in cui ha le grandi correnti democratiche, e lì c'era il grande dibattito alla Costituente e dicono: cosa dobbiamo fare ai giudici? Allora alcuni li volevano elettivi, altri li volevano chiamati dal potere politico, altri. Nessuno ha mai pensato a un concorso pubblico di corporazione. Secondo loro i giudici, se dovevano essere effettivamente, come non sono sempre una semplice funzione, non un potere, loro si inventano di essere un potere dello Stato, ma sono una semplice funzione, ma proprio per garantire la loro, diciamo, anche la loro autonomia, devono essere eletti, e in America sono eletti. E guardate che questa ondata porterà a elezioni di giudici molto diversi. Chi non sta dalla parte di Trump in tutta l'America profonda viene spazzato via come giudice, il che vuol dire che tutte queste cause che verranno fuori sarà contro di free speech. Sapete che la più grande università del mondo, la più importante, Harvard,
è al numero uno come una delle università, come la università dove proprio non si può parlare di nulla. Infatti gli studenti sono assolutamente istericamente paurosi, non dicono più nulla perché hanno paura delle conseguenze. Quindi la fine secondo me l'inizio di una nuova stagione di libera manifestazione del pensiero è assicurata, e si vede che la sinistra è diventata ultracensoria perché sta perdendo la testa su questa questione. Quindi, professore, lei ritiene che questa di Trump sarà una presidenza più libertaria che mai? Al contrario, qui invece nella nostra piccola Italia, ma mi viene da dire nella piccola Europa, si paventa il pericolo di un Trump autoritario, no? L'instauratore di un regime autoritario. Lei sta disegnando l'esatto opposto, quindi mi pare di capire che lei ritenga che sarà quanto più possibilmente libertario Trump in questo suo secondo mandato. Ma io credo, naturalmente, è così naturalmente. Hanno giocato a dargli del fascista per tutto il tempo e non ha avuto nessuna conseguenza. Pensi lei che nell'ultima settimana prima del voto, Trump ha fatto una enorme manifestazione al Madison Square Garden in cui tipo 30.000 erano dentro e 90.000 erano fuori, proprio a New York, che è un'area democratica, però l'ha fatta, ha avuto successo, eccetera. E immediatamente CNN, tutti i media, eccetera, la paragonavano a una manifestazione in America del 1939 al Madison Square Garden filo nazista, nella quale gruppi di americani, soprattutto di origine tedesca, la prima etnia in America è quella tedesca, non inglese, c'è stata una tale immigrazione nel corso dell'Ottocento, soprattutto tedesca, che la prima fra gli europei, la prima è quella tedesca. E quindi pensi nel 39 qualcuno, non tanti ovviamente, erano tutti americani, però qualcuno ha fatto una manifestazione in cui voleva la pace, si capiva che si stava per andare in guerra. E hanno continuato a paragonare lui a Hitler, quella manifestazione a quelle filo, e non ha avuto alcun effetto da nessuna parte. Ora è al potere, la smettano, cioè perché veramente è al potere e sicuramente, Milei ha parlato al CPAC, e Milei è un economista ultralibertario. Lui ha fatto discorsi solo ed esclusivamente libertari, tranne la guerra la guerra di dazi con la Cina. Allora, ok, lo farà, le metterà. Per ora i dazi con la Cina li ha messi Biden, ma nessuno ha detto nulla. Quindi la guerra di dazi la stava facendo già Biden, molto più di lui. La Camera lo prendeva in giro per il muro per bloccare gli immigrati, allora hanno detto, allora lei non è d'accordo col muro, l'hanno messa, dice no, lo prendevo in giro perché poi non l'aveva fatto, se vengo eletta lo faccio anch'io. Quando poi ha raccontato, era sempre stata contro le armi, quando ha raccontato di tenere una pistola sul comodino ha raggiunto dei livelli di ridicolaggine di fronte al pubblico americano che dice vabbè mentire. Poi la Kamala Harris ovviamente è cresciuta in una serie di quartieri piuttosto ricotti, poi lei è cresciuta in Canada, suoi genitori non sono americani, lei è nata piuttosto per caso in America e poi è cresciuta in Canada e poi è tornata in America. Parla esattamente come i bianchi americani e non ha l'accento dei neri americani, infatti non è una nera americana, i suoi antenati erano possessori di schiavi, non schiavi, quindi è diversa la questione, non ha nulla a che vedere con i neri americani, ma certe volte andava a fare dei comizi con dei neri americani e parlava nel modo tipico dei neri americani. Per dirvi, è come se io a Milano dovessi andare a fare il sindaco di Milano e mi mandano a Baggio e mi metto a pagliare pugliese, mi prenderebbero per scemo, ovviamente, e dice, cosa fai? Il verso a Batantuono, 2 minuti ci fai, ma poi smetti, no? E lei era la stessa, ve lo assicuro, la stessa identica cosa. Per cui lei era un candidato debolissimo, ridicolo, ma il punto è che secondo me l'hanno fatta grossa i democratici e non si risolleveranno più dalla batosta del 2024. L'hanno fatta grossa anche perché lei non era mai passata da nessuna elezione, non c'erano state le primarie, è andata avanti a dire che non c'erano problemi con Biden fino a giugno, e tutto questo tempo, salvo poi preparare, quando era chiaro che lui non era in sé, e quindi questa cosa secondo me veramente è stato l'arachieri del Partito Democratico. Professore, noi abbiamo pochissimi minuti ancora, ma almeno un tema vorrei toccarlo, perché lei ha sottolineato, se non sbaglio, che dal 2012 al 2024 gli Stati Uniti sono cresciuti del 130%, economicamente parlando, l'Unione Europea del 30%, l'Italia, lasciamo perdere, meno 4%, no? Meno 4%, appunto.
Però io ho letto anche analisi di altro tipo, sempre per interpretare un altro aspetto delle cause delle possibili cause della vittoria di Trump. 2 elettori statunitensi su 3 dichiarano che la loro economia è in cattive condizioni. Molti dipendenti statunitensi, classe media, operaia o quel che ne avanza, insegnanti o commessi, hanno visto i loro stipendi rimanere invariati, non per 4 o per 20 anni, ma anche per mezzo secolo. Tolta l'inflazione, i guadagni orari medi per 7 dipendenti su 10 sono aumentati di poco da quando Nixon era alla Casa Bianca. E poi arriva il Covid, che finisce dopo il lockdown, e l'America dei basso salariati viene inondata dall'inflazione. Tutto questo malessere genera la ribellione e quindi anche il voto per Trump. Ho letto questa analisi, non chiedo a lei se sia un'analisi sensata o meno. Al di là dei dati che i dati, come si diceva, possono tirare da tutte le i dati possono essere torturati per far dire ciò che si vuole. In realtà l'America si è arricchita enormemente, non ha mai smesso di arricchire. È l'Europa che è scomparsa dai radar della ricchezza mondiale. Questo è quello che è accaduto. Tra le prime 50 società, oltre una trentina nel mondo, oltre una trentina sono americane e ce ne sono 2 europee, una è olandese e l'altra è svizzera. Quindi si immagini cosa conta l'Unione Europea economicamente nel mondo, essenzialmente zero proprio. Quindi proprio su questo non c'è dubbio. Che gli elettori americani ogni 4 anni per la presidenza votino su una cosa molto semplice che funziona così: mi trovo meglio adesso o mi trovavo meglio 4 anni fa. È un giudizio dal punto di vista economico in cui entra enormemente il costo della benzina. Quando se n'è andato Trump nel 2020 era $1,65 al gallone, adesso è mediamente 3,5, 4 in California. Costa tantissimo. Tutta una serie di questioni. Gli americani ritengono di avere il diritto costituzionale alla benzina a buon mercato. Questo non accetterebbero mai di spendere $2 al litro per la benzina, cioè loro spendono al massimo 70-80 centesimi, anche perché utilizzano molto la macchina per andare, spostarsi, lavorare, lo riterrebbero una sala. L'inflazione c'è stata in America in questi ultimi 2 o 3 anni e ha eroso il potere d'acquisto enormemente delle famiglie medie. Però, diciamo, l'altra questione che ci fa vedere è che il numero prima in America fino nel 1995 i ricchi erano considerati quelli che guadagnavano più di $100.000 l'anno, in Italia 50.000 euro. Oggi in America i ricchi, coloro di quali si discute, in cui anche il Partito Democratico dice tassiamoli, sono quelli che guadagnano più di $300.000 l'anno, e sono tanti, sono tantissimi. Quindi naturalmente vi è stata un'enorme creazione di ricchezza che indubbiamente non ha riguardato tutti. Le promesse di una società ricca e capitalista non sono mai state: vi arricchirete tutti. Alcuni di voi, se si danno da fare, si arricchiranno oltre ogni immaginazione umana. Questa è la promessa del capitalismo. Continuare a ripetere che il capitalismo crea diseguaglianze è come dire che il convento di clausura offre poco sesso. Nella loro regola costitutiva così stanno le cose, e quindi bisogna anche comprenderle. Però è vero, cioè il giudizio fondamentale degli elettori riguarda: stavo meglio 4 anni fa o sto meglio adesso? E in questo caso è stato molto negativo, soprattutto per l'inflazione che c'è stata e l'enorme vittoria, perché di vittoria si tratta all'interno delle minoranze, che ha ottenuto Trump nei maschi latinos. Non votavano mai repubblicano, neanche un terzo di questi. Adesso in certi stati il 45% ha votato per Trump. Deriva assolutamente proprio da questo, da un giudizio pessimo anche sulla disoccupazione. Guardate che Trump 4 anni fa, quando l'hanno cacciato utilizzando lo strumento del Covid, aveva poco prima dell'esplosione del Covid in America, aveva creato l'America più potente della storia del suo paese, e dal punto di vista la disoccupazione era al 3%, la disoccupazione fra i neri americani nel 2019 era la più bassa della storia, intorno al 5%, e quindi era chiaro che sarebbe stato rieletto. Poi hanno visto che stava arrivando il Covid e sono riusciti i democratici a ribaltare in qualche modo, non è inutile andare. Poi si vedrà, verranno fuori tutte queste cose nel corso del tempo.
Professore, noi dobbiamo salutarci qua. Io le chiedo la possibilità di un colloquio anche in futuro, perché ci sono diversi argomenti dei quali mi piacerebbe parlare con lei, con un occhio tra gli Stati Uniti e il nostro paese, la nostra Europa. Intanto io ringrazio il professor Luigi Marco Bassani per questa conversazione. Professore, grazie mille. Molto piacere. Ci risentiamo presto. Quando vuole. Arrivederci. Avete ascoltato Auto da Fè. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera.